dopo aver imparato la lezione del Virtual Palio, abbiamo deciso che il Palio del 50° dovesse farsi in presenza. E innanzitutto avremmo voluto farlo qui al Palamostre perché noi la riteniamo la nostra casa. Abbiamo abbandonato l'idea di farlo al Palamostre perché era chiuso. L'alternativa più sicura era fare all'aperto. E quindi abbiamo deciso di trovare una tenda che coprisse il posto. E da lì al pensare a una cosa strana come è stato quel tendone da circo è stato un attimo. Abbiamo incontrato la tenda da circo e siamo stati fulminati da questa idea. Come un tendone da circo? Però sai che è una bella idea. Le idee creative nascono perché il cervello sta cercando delle soluzioni. Ma per me questo colore rosso così avvolgente sembrava un cuore pulsante. Io vedevo che la gente entrava e si guardava attorno e sorrideva. Un circo ha rasserenato gli animi che erano tutti molto preoccupati. Quando mi sono ritrovata il giorno al tendone non sentivo tutta quell'ansia come avevo provato 2 anni prima qua al Palamostre. L'ansia della prestazione era minore, però le emozioni di tornare sul palco erano comunque importanti. Non avevano quell'ansia magari che hanno vissuto o che vivono normalmente nelle quinte del palco quando c'è buio, silenzio in scena, queste cose. È una situazione più informale rispetto a quello che può essere un teatro che ti mette anche un po' di soggezione. Certo, non dà le opportunità di un teatro e ha un altro tipo di magia. Certo non era il teatro, ma veramente per il teatro bastano 4 assi. Ecco. Il teatro sta poi nella magia di chi è sul palco, riuscire a comunicare emozioni, sentimenti, anche tenere incollati e ascoltare una storia. Quindi ritornare sul palco e vedere tutte queste persone all'inizio è stato un po' scioccante, però comunque l'avere un feedback diretto, vedere la reazione del pubblico, le risate, a cosa ridevano, a cosa non ridevano, se capivano, non capivano, è quello che manca. Essere qua oggi è bellissimo perché stare sul palcoscenico e vedere appunto la platea davanti a te è una sensazione bellissima. È stato veramente bello rincontrare tutti quanti i miei compagni, poi ritrovarci nei camerini, truccarci, vestirci e poi appunto andare sul palco e recitare, è sempre bellissimo. Soprattutto incontrarci e stare nel gruppo è stato bello. Siamo tutti un pochino più energici del solito. Questa energia compressa da mesi di lockdown e di prove in DAD, no? A distanza, dopo si è espansa felicemente sotto il tendone. Come se questi ragazzi fossero stati sotto pressione, come una pentola a pressione, quando hanno potuto esplodere con tutta la loro energia, l'hanno fatto. Dopo sul palco i ragazzi hanno dimostrato di aver benissimo lavorato anche online, con l'immaginazione, con la loro creatività, e l'energia che hanno tirato fuori sul palco sotto il circo è stata veramente notevole. I ragazzi sono stati bravissimi perché riuscire a portare in presenza uno spettacolo avendolo provato solo online, questo è veramente un miracolo, secondo me, è proprio il miracolo del teatro. Cioè come abbiano fatto non lo so, ma tale era la voglia di farlo che hanno superato anche queste difficoltà. E quindi trovarsi finalmente, alla fine, fisicamente, tutti in un certo posto, è stata una festa, è stato veramente un momento liberatorio. Abbiamo fatto questo esperimento faticosissimo, è stato positivo, però il teatro vero si fa in un teatro vero. Il Palio va fatto al Palamostre. Io spero che il Palio possa presto tornare ad essere fatto all'interno dello spazio del teatro, su un palcoscenico come tutto il teatro del resto. Spero sicuramente di tornare su un palco, tutto come il primo anno, perché per me sarà anche l'ultimo e vorrei che fosse indimenticabile allo stesso modo. Spero che sia memorabile e bello quanto il mio primo Palio, in seconda superiore, ma anche quello al tendone, che a modo loro siano tutti diversi, però tutti quanti belli allo stesso modo. Mi auspico che dentro il Palio gli studenti si sentano protagonisti e non destinatari
Penso che questo sia il segreto dei suoi 50 anni e della forza che ha ancora. È importante che continui ad essere una rassegna di studenti, di teatro di studenti, non di teatro scuola, e che quindi il Palio rimanga anche un'anomalia rispetto a tutte le altre rassegne che ci sono in Italia, che abbia questa forza dirompente e anche un po' di entropia, di incertezza. Il mio augurio per il Palio è che possa andare avanti come è sempre andato avanti e che ancora si continui a fare questa bellissima esperienza di palcoscenico dal vivo per un mese all'interno di un teatro con tutte le scuole di Udine e provincia che si mettono in gioco su un linguaggio che sono convinto andrà avanti per sempre. Voglio continuare, voglio esprimere quello che mi sento di esprimere, voglio far provare delle emozioni alle persone, voglio andare avanti così e il teatro mi sembra un buon modo. La forza generativa del teatro è quella di far uscire il pubblico con una voglia di vivere in più. Diceva sempre il mio maestro Orazio Costa, un essere umano per essere tale deve aver voglia di vivere. Un attore per essere tale deve avere una stravoglia di vivere, perché deve trasmettere questa voglia di vivere. Ecco, il Palio è questo, è trasmettere questa voglia di vivere all'insegna di questo gesto magico e misterioso del teatro.